Il boss Matteo Messina Denaro era talmente sicuro di non essere scoperto grazie alla sua rete di fiancheggiatori che, nonostante sapesse di essere ricercato, continuava a vivere la sua vita in maniera spregiudicata. È stato accertato, per esempio, che viveva da almeno 4-5 anni a Campobello di Mazzara, nonostante questo paese e la vicina Castelvetrano fossero oggetto di continui blitz delle forze dell'ordine. Ora, indagando in questo anno dopo la cattura e la sua morte, gli investigatori hanno scoperto che 7 anni fa venne addirittura fermato sempre in provincia di Trapani a un posto di blocco. Messina Denaro però non fu riconosciuto dai carabinieri che controllarono il suo documento. Tutto sembrava in regola. Il particolare è stato rivelato dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, che ha coordinato le indagini che hanno portato all'arresto del capomafia avvenuto il 16 gennaio del 2023. La rivelazione è arrivata nel corso di un incontro con i ragazzi delle scuole di Casal di Principe, in provincia di Caserta, andati ad ascoltarlo nella villa confiscata dove ha sede casa Don Peppe Diana, luogo dedicato al sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo del 94. Messina Denaro confidava sul fatto che le forze dell'ordine avevano sue foto vecchie di anni, ha raccontato il procuratore, ma c'era anche chi lo avvisava dei movimenti degli investigatori. Per De Lucia ora serve interrogarsi su come sia stato possibile che abbia trascorso 30 anni in latitanza. Oggi l'impegno della Procura di Palermo è quello di individuare chi ha favorito Messina Denaro. E poi l'allarme. Cosa Nostra ha subito colpi importanti, è stata indebolita ed è più povera, ma le famiglie provano sempre a riorganizzare un organismo di vertice e ad arricchirsi attraverso il traffico di stupefacenti. Era la notte tra il 17 e il 18 luglio del 2021. Anthony Bivona da Adrano si era trasferito da tempo per lavoro a Darmstadt vicino Francoforte. Quella sera aveva parlato con la sorella Grazia, qualcuno aveva bussato alla porta, i due si erano salutati velocemente. Da quel momento il silenzio fino alla telefonata della polizia tedesca. Anthony è morto. La polizia chiude il caso come suicidio, un'ipotesi a cui i familiari non hanno mai creduto. Oggi il GIP di Roma ha respinto l'archiviazione e chiesto ulteriori indagini, valutando anche la pista dell'omicidio. Nonostante quella che era stata un'udienza concitata nel mese di dicembre scorso, oggi abbiamo incassato questo grande risultato che ci dà fiducia affinché venga fatta la luce, la giusta luce, ed emerga la verità di ciò che è successo quella notte in cui si è verificata la tragedia di Anthony. La fidanzata del ragazzo, di origine turca, in una prima versione aveva dichiarato che Anthony si sarebbe impiccato in bagno, invece il corpo è stato trovato nella tromba delle scale del condominio. Subito dopo la morte del ragazzo, il cellulare, così come accertato dagli inquirenti, si è spostato per quasi 1 chilometro, ha effettuato una telefonata via WhatsApp, poi cancellata perché non risultasse traccia. Ed è proprio sul cellulare, la scatola nera della vita di Anthony, che la famiglia chiede e ha sempre insistito di indagare in modo più approfondito per trovare ulteriori risposte. Ci aspettavamo che la Procura di Roma rispondesse prima e più solertemente sulla richiesta di autopsia che è arrivata solo dopo 5 mesi. Questo è stato il dato che un attimino non ci ha consentito, almeno dal punto di vista dell'autopsia, di ottenere subito le risposte che chiedevamo, anche attraverso l'audizione di alcuni testimoni che non sono stati adeguatamente sentiti nei tempi vicino alla tragedia, e con testimoni nuovi che invece non erano mai stati sentiti né dall'autorità tedesca né da quella italiana. Adesso saranno sentiti gli amici con cui Anthony aveva contatti in Germania e soprattutto la fidanzata Ilada. L'Europa non vuole che coltiviamo, non lo so quello che ci hanno in mente, che ci hanno traditi tutti, non ce n'è più colore politico, tutti uguali sono. L'onda verde dal nord Europa sbarca anche in Sicilia questa mattina, diversi blocchi in diverse parti dell'isola, trattori e mezzi agricoli a bloccare le strade da Palermo fino a Gela. Da giorni in tutta Italia e in diversi paesi europei è in corso la mobilitazione contro le politiche agricole imposte dall'Unione Europea, che vengono definite disastrose e distruttive per l'intero comparto, e adesso la protesta sbarca anche sull'isola, da Palermo a Sciacca fino ad arrivare alla piana di Gela, patria dei carciofi e del grano. Questa mattina diversi agricoltori del territorio, soprattutto gelesi e niscemesi, si sono radunati con i loro trattori nella zona di Ponte Olivo. Nessun blocco stradale, ma un lungo corteo di macchine agricole che da Gela è arrivato fino al bivio per Niscemi. Noi non vogliamo vivere di assistenzialismo, noi vogliamo essere aiutati non per abbandonare i terreni, ma per migliorarci, sia noi come aziende agricole, e migliorare la biodiversità dei terreni. Proteste degli agricoltori anche contro la produzione di farine derivate da insetti hanno gettato qui, come vedete, una manciata di vermi ancora vivi, e dall'altra parte invece il cosiddetto oro giallo, il grano. Dobbiamo mangiare verme
per avere l'olio, oro, difficile. Non potremmo mantenere neanche i nostri figli. E adesso gli agricoltori sono allo stremo, sommersi dai debiti. Il conduttore non mi vuole far entrare, che sono sotto. Qualche 50.000 euro di interesse, io non ho manco i soldi per sopravvivere e mantenere i miei figli a studiare. Nei campi locali l'acqua non arriva e le dighe non danno copertura, i prezzi di produzione per le materie prime sono alle stelle, le aziende soccombono perché non riescono a stare su un mercato dominato da produzioni a basso costo che arrivano da mercati esteri e così le aree rurali si spopolano. Il governo nazionale, se vuole dare un aiuto al nostro settore, lo può dare facilmente, bloccando i prodotti che arrivano da extracomunitari, Egitto e Tunisia. Non si può farci massacrare dall'Egitto e dalla Tunisia con i carciofi, con prezzi bassi, senza controlli fitosanitari. Non c'è niente. Il sit-in proseguirà anche domani, volto principalmente a rilanciare una vertenza che sembra adesso non avere fine. Dopo la nube tossica, l'Icata respira ossigeno e sollievo. Ovviamente si tratta di una metafora che però rende bene quanto accade, ovvero è stato escluso il rischio per la salute pubblica nel centro città. I rilevamenti eseguiti dall'ARPA Protezione Ambiente Sicilia hanno riscontrato solo una presenza di valori di benzene fuori soglia nei 70 metri intorno all'area del vasto incendio divampato sabato notte nel deposito di rifiuti dell'impresa Omnia in contrada Bugiades. Il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, per cautela ha deciso di mantenere le attuali ordinanze di chiusura delle scuole fino a sabato e di interdizione di spazi aperti e sospensione delle iniziative all'aperto. Nel frattempo proseguono le operazioni di spegnimento dei cumuli di rifiuti. La cappa di fumo sospinta dal vento si è spostata dalla città verso il mare. I vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente 24 ore su 24 con difficoltà a causa di spazi e accessi limitati alla struttura. In volo nel cielo di Catese anche Canadair ed elicotteri per gettare acqua sul deposito. Da terra invece i mezzi pesanti dei vigili del fuoco hanno lavorato alacremente per estinguere e rimuovere tutti i focolai. Superata tale fase, il prossimo problema da affrontare sarà lo smaltimento dei rifiuti carbonizzati, divenuti adesso speciali e molto inquinanti. Il tema sarà discusso in prefettura ad Agrigento durante un incontro convocato dal prefetto Filippo Romano. Concorsi truccati e nomine in cambio di favori, gare pubbliche pilotate. Protagonisti un deputato regionale del PD di Trapani, Dario Safina, 2 dirigenti e un consulente della municipalizzata che si occupa della gestione e raccolta dei rifiuti in città e un manager di una impresa del settore della pubblica illuminazione. E come spesso accade, è una casualità a far scattare le indagini. L'inchiesta parte nel settembre del 2020 dopo l'incendio di un impianto di raccolta di rifiuti della Trapani Servizi SPA. La natura, evidentemente dolosa del rogo, spinge i militari a disporre una serie di intercettazioni a carico dell'amministratore unico pro tempore della società comunale che gestisce i rifiuti, Carlo Guarnotta. E si arriva a ipotizzare una sorta di combin volta a far nominare Guarnotta direttore generale dopo la sua decadenza dalla carica per l'insediamento del nuovo CDA. Il piano sarebbe stato realizzato truccando il concorso che avrebbe dovuto designare il dirigente, banda aggiustata d'arte in cambio della consulenza di un altro coinvolto nelle indagini, Rosario Bellofiore. Per superare le perplessità del sindaco di Trapani, Tranchida, sarebbe intervenuto proprio Dario Safina, all'epoca assessore ai lavori pubblici del comune di Trapani. Safina spunta anche in un altro capitolo dell'indagine. Il parlamentare regionale avrebbe fatto avere a Cristian Valerio, anche lui indagato, manager della Green City Light, informazioni che avrebbero fatto vincere alla sua società gare pubbliche bandite dal comune di Trapani. In cambio avrebbe avuto 50.000 euro per iniziative comunali, 10.000 euro per le luminarie cittadine, 4 telecamere da installare accanto a 2 fontane cittadine per la videosorveglianza, 2 dispositivi di illuminazione di un'opera d'arte e regali che secondo i PM sarebbero stati sollecitati da Safina, ora deputato regionale del PD, per conseguire il personale vantaggio di accrescere la propria visibilità e quindi il personale consenso presso il corpo elettorale. Safina si è autosospeso dal PD in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Un pacchetto finanziario da 560 milioni di euro per far ripartire il progetto di sviluppo della Gigafactory Trisandi Enel Green Power nell'Etna Valley. Questo, come annunciato dalla stessa azienda, permetterà di passare dagli attuali 200 megawatt circa a 3 gigawatt annui entro la fine del 2024, diventando così la più grande fabbrica per la produzione di celle e moduli solari in Europa. Il finanziamento si è concretizzato grazie alla collaborazione tra la BEI, Banca Europea per gli Investimenti, sostenuta da
dalla Invest EU e un pool di banche italiane guidate da Unicredit e affiancate da SACE. Oltre a generare energia pulita sufficiente a rifornire l'equivalente di 1 milione di famiglie all'anno, l'operazione della Gigafactory di Catania punta a stimolare anche la crescita economica siciliana, con la prospettiva di aumentare l'occupazione locale, diretta e indiretta, creando circa 1.000 nuovi posti di lavoro entro il 2024. Un progetto che però negli ultimi mesi sembrava essersi arenato. Lo scorso dicembre, infatti, davanti allo stabilimento Etneo si era tenuto un sit-in di protesta dei lavoratori che hanno manifestato grande preoccupazione dopo l'ennesima proroga del cantiere. Ritardi che avevano fatto nascere la paura di una totale dismissione o un ridimensionamento del progetto di sviluppo del sito siciliano. Il progetto supporta la più ampia missione di REPower EU, contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'Unione Europea di produrre quasi 600 gigawatt da fonte di energia solare entro il 2030, riducendo così in parallelo la dipendenza dalle importazioni di gas e diversificando gli approvvigionamenti di componenti fotovoltaiche da quelle cinesi. Si può aggiustare, Librino si può sollevare finalmente. Una ventata di fiducia e di speranza arriva da Franco, uno degli ortolani di Librino, perché Librino non è solo spaccio di droga, degrado e spazzatura. Da queste parti si respira un'aria nuova e soprattutto salubre, dopo che per anni questo terreno era una mega discarica. Ci troviamo in uno degli orti sociali dove non solo si semina cibo sano, ma contemporaneamente germogliano collaborazione e inclusione. E se al Viale Nitta 12 ieri è stata azzerata l'ennesima piazza di spaccio con 14 arresti e 31 indagati, gli ultimi 2 si sono costituiti ieri sera, qui si coltivano amicizie e rapporti umani. Noi dopo le fatiche del lotto ci riuniamo qua sempre un po' di persone, portiamo da casa se c'è qualche cosa da mangiare e ci passiamo un po' di tempo che facciamo una scampagnata. Siamo l'invidia del Librino. Librino non è tutto brutto, assolutamente no. Venite qua e vedete l'oasi che c'è, è una cosa meravigliosa. Ci sono tanti ragazzi che sono fuori e qualcuno viene qua, vuole un qualche pezzettino di lotto, questo qua. Se è vuoto noi lo diamo, un pezzettino. L'altra faccia di Librino è anche quella dell'edilizia popolare che piano piano sta dando la possibilità agli aventi diritto di avere un'abitazione decorosa. Aprirà a marzo anche il cantiere per realizzare in Viale Moncada 27 2 edifici da 64 alloggi. Un progetto che si concretizza grazie all'input dell'amministrazione comunale e che sarà realizzato nell'ambito del PNRR. Poco distante dal cantiere, dove verranno realizzati gli alloggi, l'immancabile incendio di spazzatura rende l'aria irrespirabile. Per fortuna, il vento soffia in direzione opposta, così gli orti sociali sono a riparo da fumo e diossina, almeno per oggi. Musica e polemiche, verrebbe da dire, è il caso che sta scuotendo in questi giorni l'Orchestra Sinfonica Siciliana. Riflettori ancora puntati sulla direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi, che nel corso di una performance al Teatro Garibaldi Politeama di Palermo non le è stato tributato l'apprezzamento che di solito si riserva al direttore, ovvero battere rumorosamente i piedi sul palco. Al termine di 2 serate di concerti al Teatro Politeama sono rimasti immobili e hanno fatto calare il silenzio. Non sa dirigere, hanno detto 3 professori d'orchestra. Critiche, polemiche, orchestra spaccata. A fare chiarezza ai nostri microfoni ci ha pensato il sovrintendente dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Ho partecipato alle prove e ho visto che c'era un buon movimento tra le parti, un buon sentiment, mi verrebbe da dire. E allora ieri appunto ho interrogato le prime parti, quelle figure orchestrali di rilievo, quelli che sono l'ossatura di un'orchestra. E loro hanno fatto una dichiarazione aperta dove hanno manifestato solidarietà al direttore Beatrice Venezzi, non riconoscendosi nelle parole di questi 3 singoli professori d'orchestra. Io ovviamente ho dichiarato la mia massima stima e solidarietà al direttore Venezzi e l'ho invitata la prossima settimana per fare la sua seconda produzione, quindi da martedì sarà nel nostro teatro per iniziare le prove. Al di là delle polemiche, la Venezzi tornerà quindi a Palermo per un nuovo concerto. In questo momento i numeri danno ragione all'Orchestra Sinfonica, sold out quasi sempre.
santuario Sant'Agata Carcere è il luogo più emozionante della storia della martire catanese, un luogo che ci racconta la sofferenza ma anche la grande fede di questa fanciulla che qui per ben 3 volte è stata rinchiusa. Entriamo. La prima volta Sant'Agata entra qui dopo aver rifiutato di rendere culto agli dei. La seconda volta quando subisce l'asportazione delle mammelle e la terza volta invece quando, dopo essere stata bruciata nella fornace, entra qui e muore. Cosa ci raccontano queste mura? Matilde Russo. Sono 2 ambienti. Come vedete, quello più in fondo, dove c'è la famosa finestrella. Che molti pensano sia la finestrella dove Sant'Agata si affacciava o prendeva un po' di aria, ma è così realmente? Quella che si vede anche nell'iconografia, nell'immagine classica di Sant'Agata in carcere, in realtà quella è una parte che è stata costruita nel 1500, quindi 1300 anni dopo rispetto a quando vive Sant'Agata. Invece questo primo ambiente, questa prima stanza è stata indagata anche dagli archeologi che hanno confermato la datazione al periodo romano. Ovviamente non è sicuro che fosse proprio un carcere, quella è la tradizione, che però appunto è molto antica e molto consolidata in città, però sicuramente possiamo dire che questo ambiente all'epoca di Sant'Agata esisteva. Ma c'è un segno che colpisce subito il visitatore e sono le orme di Sant'Agata impresse su questa roccia. La tradizione racconta che mentre i romani cercavano di convincere Agata ad abbandonare la sua fede, lei a un certo punto batte il piede per terra e disse: è più facile che questa pietra si rammollisca piuttosto che mi rammollisca io e abbandoni la mia fede per venerare i falsi dei. E nella pietra lavica, nella pietra più dura che esiste in natura, rimane impressa l'orma dei suoi piedi. Mille tifosi al seguito per spingere il Catania, ma i rossazzurri al Romeo Neri di Rimini incappano in una serata nera, perdendo 1-0 la sfida contro i romagnoli, valevole per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Per arrivare in finale servirà il calore del Massimino per ribaltare un risultato per la verità bugiardo. 0 gol, rabbia e tante recriminazioni che dovranno essere trasformati in energia positiva il prossimo 28 febbraio, visto che per eliminare il Rimini bisognerà vincere con 2 reti di scarto. Tutta colpa di questo gol, arrivato al minuto 38 che spacca la partita sotto lo sguardo di Pelligra. Cernigoi fa un buon lavoro sull'out di sinistra e imbecca la Mesta, che al minuto 38 supera Beters in uscita. 1-0 Rimini e doppia protesta dei rossazzurri per una spinta irregolare ed un presunto fuorigioco. C'è una gomitata in faccia a Conte che con dei segni ben evidenti. La squadra, tra virgolette, si ferma un attimo perché attende il fischio dell'arbitro con conseguente espulsione. L'occasione del pareggio arriva subito dopo, ma Costantino, da posizione favorevole, timbra il palo. Nella ripresa Lucarelli cambia modulo e getta nella mischia Buà e Cicerelli per Curado e Costantino, passando alla difesa a 4. Il Catania perde in lucidità ed i padroni di casa difendono con ordine e ripartono in contropiede, gestendo palla e partita. Compito più agevole dal minuto 30 della ripresa, quando un'entrata scomposta su Jacoponi costa il rosso a Zammarini, che lascia la squadra in inferiorità numerica. Un quarto d'ora più 6 di recupero che vengono gestiti dai romagnoli, con il Catania che evita di scomporsi troppo per non subire il 2-0. Tutto rinviato al match di ritorno, quando il fattore Massimino potrebbe fare la differenza. Non posso dire niente ragazzi, loro hanno fatto tutto il possibile per vincere questa partita. Ringrazio anche i tifosi perché alla fine ci hanno applaudito, hanno capito lo sforzo dei ragazzi anche in 10. Se potremo giocare la partita di ritorno con un modo diverso e sapete a cosa mi riferisco, può darsi che abbiamo delle buone possibilità di raggiungere comunque la finale.
Un altro innesto per Eugenio Corini. Il Palermo ha chiuso per il difensore della Ternana Diakité, che già oggi sarà rosanero e a disposizione del tecnico, ma che probabilmente non potrà essere arruolabile per la partita che il Palermo giocherà domani a Catanzaro. Un anticipo che è uno dei derby del sud del campionato cadetto. È una squadra che spesso ha vinto e ha alternato sconfitte. Dunque sull'equilibrio generale diciamo che non è la partita proprio giusta perché è una squadra che fa gol e noi abbiamo dimostrato di farne ma anche di subirne, dunque mi aspetto oggettivamente una partita dove le due squadre proveranno a giocare, proveranno a superarsi e noi su questa attenzione, su quel qualcosa in più su cui abbiamo lavorato possiamo fare la differenza e questo che è quello che ho detto l'altra volta e che non mollerò un centimetro su questo, dobbiamo andare a cercare. Eugenio Corini sceglie la strada della continuità. A Catanzaro dovrebbe essere confermata gran parte della formazione che ha battuto il Modena. La più grande novità riguarda l'attacco. Brunori è squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare Soleri, eroe dell'ultima partita. Out anche Lucioni Desplances, entrambi infortunati. Insigne e Di Francesco completeranno il reparto offensivo. Al centro della difesa conferma per Nedelciaro e Ceccaroni.